Potrebbero esserci nuove riaperture prima del 4 maggio, data di termine del lockdown. Il presidente Zaia annuncia anche un piano di sostegno del turismo. È alta e drammatica la conta dei decessi, specie nelle case di riposo, così l'assessore Lanzarin dall'unità di crisi a Marghera. La situazione di affollamento sui mezzi pubblici è inaccettabile, a dirlo il segretario dell'UGL Sebastiano Costalonga, che lancia un messaggio. I carabinieri hanno consegnato la pensione degli ultimi 2 mesi a 2 signore di 96 e 84 anni, una a Venezia, l'altra a Mestre. Tutti d'accordo con la proposta del sindaco di Jesolo di creare una app per le prenotazioni in spiaggia, mentre si sta redigendo una proposta di protocollo da consegnare alla Regione. L'imprenditrice veneziana ha donato dispositivi di protezione al personale ospedaliero degli Alberoni, offerte a clienti e amici mascherine e stoffe in cambio di una donazione per la sanità della regione. Incendio nella notte al Lido di Venezia causato da un probabile cortocircuito su un autobus di linea fermo in piazzale Santa Maria Elisabetta. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Partiamo dai numeri arrivati da pochissimo dalla Regione, il report serale di questa giornata. Hanno superato la soglia dei 1000 i decessi in Regione Veneto, 1019 con il report di questa sera. 15.219 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 229 in più rispetto alle 8 di questa mattina, 10.791 i casi attualmente positivi, mentre il numero che balza agli occhi è quello dell'isolamento domiciliare, perché i soggetti in isolamento sono fortemente diminuiti, siamo a 13.902. Purtroppo si sono registrati in giornata 18 decessi, 4 dei quali all'ospedale Covid di Vittorio Veneto, altri 4 a Sant'Orso. Un decesso è avvenuto nelle strutture extra ospedaliere. Per quanto riguarda la terapia intensiva sono meno 9 i ricoverati, meno 33 quelli in area non critica, quindi continua a calare la pressione negli ospedali. E c'è stato oggi anche il consueto punto stampa del presidente del Veneto Zaia, che è tornato sul tema delle riaperture e poi ha dato una notizia che dà speranza. Uno studio che mette in correlazione la molecola che provoca il cancro alla prostata e quella del coronavirus, che potrebbe dare appunto una speranza sul fronte delle cure. Regione al lavoro per la ripartenza, per quella fase 2 che il mondo economico attende e auspica possa iniziare il prima possibile. Domani l'assessore Lanzarin presenterà alle parti sociali il master plan regionale con regole uguali per tutti che dettino le modalità per le riaperture, un piano che il Veneto intende mettere a disposizione della task force voluta dal Premier Conte. Il governo è già al lavoro su questo, ha specificato il governatore Zaia, che ha aggiunto il 4 maggio è la deadline, dovremo trovarci pronti con dispositivi e misure negoziate con i soggetti coinvolti. Non escludo che alcune attività potrebbero anche essere messe in una griglia di partenza, magari anche un po' prima. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Ripartenze che con la stagione estiva ormai alle porte deve tenere in considerazione anche il comparto turistico. La volontà della Regione è quella di creare un piano ad hoc per il settore con regole per gli operatori, tema affrontato nell'odierna videoconferenza con i direttori generali. In base alle vostre località turistiche sentite gli operatori velocemente, cercate anche lì di recuperare il discorso che ho detto prima, indicazioni, perché facciamo anche un lavoro ad hoc sul turismo. La ripartenza che riguarda anche gli ospedali, ad iniziare da quelli no Covid. Stiamo già predisponendo, ve lo devo dire, l'abbassamento del livello di guardia su alcuni ospedali, non i Covid center, ma ospedali che comunque avevano anche Covid, e lì riportiamo alla normalità da subito. Zaia è poi tornato a parlare dell'importanza delle mascherine, mostrando qual è il modo corretto per indossarle, ovvero coprendo bocca e naso. Con orgoglio poi il presidente ha parlato di uno studio su 130 pazienti che coinvolge la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata e l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare in collaborazione con l'Università di Padova e che sarà pubblicato su una rivista scientifica che tratta di una correlazione tra l'enzima che provoca il cancro alla prostata e quello del coronavirus. Si è vista una seria correlazione tra i trattati
da cancro alla prostata con questo farmaco che inibisce ovviamente questo enzima, e la malattia, cioè chi è stato trattato con questo farmaco, ve la dico in maniera molto semplice, in teoria non ha avuto problemi col coronavirus, perché sia il tumore alla prostata che il coronavirus utilizzano tutti e due lo stesso mezzo di trasporto, questo enzima. Il farmaco dunque utilizzato contro il cancro alla prostata potrebbe inibire anche il coronavirus. Questa potrebbe essere la chiave di volta, ha detto Zaia, che è poi tornato sul tema del premio al mondo della sanità. C'è la nostra disponibilità, ha chiarito il governatore, che però ha voluto ricordare come la mancata applicazione dell'addizionale IRPEF per 10 anni ha significato per un medico di media posizione il mancato prelievo in busta paga di 4.875 euro. Il premio noi lo vogliamo dare, sono i nostri eroi, tutto il personale. Io penso che anche le signore delle pulizie abbiano avuto un merito in questa partita. Un'ultima battuta è per le parole del leader della Lega Salvini, che alla domanda di Zaia come possibile il Premier dopo questa emergenza ha risposto che potrebbe fare benissimo tante cose, è una risorsa per tutto il Paese. Io lo ringrazio per l'attestazione di fiducia e di stima, però è serio da parte mia essere e restare concentrato sul Veneto. Qui siamo davanti a una tragedia che è unica e il Veneto ne deve venire fuori assieme al suo governatore e assieme alla squadra. E lo abbiamo sentito dai numeri, è sempre alta la conta dei decessi, in special modo nelle case di riposo, come ha spiegato oggi l'assessore Lanzarin. 330 le case di riposo e di cura ad oggi monitorate nel Veneto con test rapido e successivo tampone per la diagnosi. Con i suoi 34.355 anziani ospiti, registra tra i 26.368 monitorati positivi al Covid-19 il 5,8% dei casi. Percentuale che quasi si dimezza con il 3% dei positivi invece tra i 30.137 operatori, tra dipendenti ospedalieri e addetti alle pulizie e servizi mensa. Percentuale in entrambi i casi che rappresentano esattamente la metà del dato nazionale, come riportato nelle scorse ore dall'assessore di reparto dall'unità di crisi di Marghera. Abbiamo un dato che è quasi al 100%, adesso vi spiego perché. Ci sono 3 aziende che sono un po' in ritardo, che sono, e ve lo dico subito, le 2 vicentine, quindi la 7 pedemontana, la 8 berica e la 9 scaligera. Le altre invece, quindi dalla 1 alla 6, insomma dalle Dolomiti fino alle Euganee, hanno già fatto i tamponi sul 100% degli ospiti e dei lavoratori, che ricordiamo sono gli operatori diretti ma anche quelli non diretti all'interno delle strutture. Ad oggi resta sempre drammatica la conta dei decessi complessivi, con la maggioranza che tristemente si registra proprio nelle case di riposo. Quindi rispetto ai decessi complessivi, 391 sono i decessi all'interno delle strutture per anziani. Di questi, insomma, non abbiamo la contabilità proprio precisa, ma circa 150, dai 150 sono decessi in ospedale, 150, 180, il rimanente in strutture, più o meno un po' più, diciamo un 60% in strutture e un 40% in ospedale, insomma più o meno è così la percentuale. E ora veniamo alla quotidianità di tutti i giorni dei cittadini, perché il segretario dell'UGL, Sebastiano Costalonga, denuncia che la situazione di affollamento, dice, sui mezzi pubblici è inaccettabile. Una task force contro gli affollamenti nei mezzi pubblici di Acqua e Terra è stata ideata da CTV per monitorare la situazione in tempo reale, ma le polemiche continuano. Nei giorni scorsi la CGIL ha chiesto che il Comune rinunciasse al contributo annuo di 11 milioni che arriva dall'azienda per ripristinare alcune delle corse tagliate. Arriva poi l'attacco del segretario dell'UGL Costalonga, che definisce inaccettabile la situazione di affollamenti sui mezzi perché rischia di compromettere la sicurezza sanitaria dell'utenza. L'UGL pretende risposte concrete dal Comune di Venezia per quanto riguarda i trasporti pubblici. Non si può assolutamente pensare di ripartire nella fase 2 mettendo a rischio i tanti lavoratori che usufruiranno dei mezzi pubblici e dei lavoratori stessi
Lavoratori che saranno impegnati anche a far rispettare distanze tra le persone e il numero delle persone che potranno salire nei mezzi pubblici. Costalonga aggiunge che la dotazione offerta al personale ACTV è inadeguata. Le mascherine sono più simili a panni per spolverare che a presidi medici e gli ordini di servizio nella navigazione sono di non lasciare a terra gli utenti in sovrannumero. L'UGL è pronta ad affiancare il Comune di Venezia nella richiesta alla Regione Veneto di aumentare quelli che sono i finanziamenti per il servizio minimo del trasporto pubblico. Questo perché il Comune di Venezia è sempre stato penalizzato da questa ripartizione per via dei turisti che oggi non ci sono. Quindi assolutamente Venezia necessita di un aiuto in più per ripartire. Ora i pensionati invece, perché questa mattina 2 anziane signore hanno ricevuto proprio la loro pensione direttamente dalle mani dei carabinieri. I carabinieri hanno consegnato a domicilio la pensione di anzianità degli ultimi 2 mesi a 2 signore di 96 e 84 anni. L'iniziativa rientra nell'ambito della convenzione stipulata tra il Comando Generale dell'Arma e Poste Italiane per superare in sicurezza le difficoltà di alcuni anziani in questo momento. Nello specifico, a livello locale, su attivazione proprio delle 2 signore impossibilitate a provvedere, i carabinieri si sono interfacciati con l'ufficio postale di Piazzale Donatori di Sangue a Mestre e quello di Cannareggio a Venezia, ritirando dalle direttrici le buste con il denaro per poi consegnarlo alle 2 donne. I requisiti per poter usufruire di questo servizio, che rientra nelle attività di sostegno alla popolazione per Covid-19, sono essere ultra 75enni che attualmente riscuotono la pensione in contanti, non titolari di un libretto o conto corrente postale, che non abbiano già delegato qualcun altro alla riscossione e che non abbiano familiari conviventi o dimoranti nelle vicinanze della propria abitazione in grado di garantire il prelievo. E si è svolto oggi in videoconferenza tra Fincantieri e organizzazioni sindacali nazionali un incontro in cui è stato sottoscritto un accordo che proroga gli effetti dell'accordo del 9 di questo mese, conferma il ricorso alla CIG con la causale emergenza Covid-19 fino al 3 di maggio 2020. L'azienda ha comunicato che la ripresa delle attività nei cantieri e nelle sedi avverrà con modalità progressive e con una pianificazione caratterizzata da accentuata gradualità, mantenendo in una prima fase una significativa presenza di attività in smart working. Continueranno pertanto i confronti in ogni sito e sede e proseguirà il lavoro dei comitati per verificare le azioni di prevenzione necessarie per il contenimento del fenomeno di contagio e le azioni necessarie per organizzare la successiva ripartenza. Tutti d'accordo intanto con la proposta del sindaco di Jesolo di creare una app per le prenotazioni in spiaggia, mentre si sta redigendo una proposta di protocollo da consegnare alla Regione. Sintonia e unità di intenti per pianificare la stagione estiva. La videoconferenza tra il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e le associazioni di categorie ha dato ottimi spunti, soprattutto per la gestione dei flussi turistici e anche dei pendolari tramite il sistema di prenotazione digitale del posto spiaggia. Siamo decisamente favorevoli. Oltretutto va a colpire quella che è un'esigenza, ovvero garantire la sicurezza delle norme igienico-sanitarie che ci verranno imposte, quindi in primis il problema delle distanze, soprattutto garantendo la parte del pendolarismo. Non potremo indubbiamente pensare di essere bravi a gestire la parte che riguarda la spiaggia attrezzata cosiddetta e lasciare poi la spiaggia libera in balia della responsabilità del singolo, laddove si potrebbero verificare quindi degli assembramenti di persone senza rispetto alle distanze. Il sistema di prenotazione dovrebbe prevedere l'utilizzo di un'app anche per cellulari. È un'app che sarà per tutti, non sarà quindi solo per gli stabilimenti, o meglio, non sarà per chi oggi già incide sullo stabilimento o in alberghi piuttosto che condomini, ma sarà un'app fruibile da parte di tutti gli ospiti, compresi appunto i pendolari di cui citavo un poco prima. Per cui potranno cliccare, come succede per la prenotazione del volo aereo o del posto al cinema, in base alle disponibilità che a quel punto l'intero RMI le metterà a disposizione, e ci sarà pertanto un'equa distribuzione di flussi del pendolarismo in tal senso su tutto il litorale, quindi non troveremo posti liberi in una spiaggia e sovraffollamento in un'altra, ma ci sarà un'equa distribuzione.
Durante la videoconferenza è stata istituita una commissione ad hoc di cui fa parte il sindaco Zoggia per la definizione delle regole. Entro la prossima settimana, di concerto con l'ULSS, sarà inoltre presentata all'assessore regionale Caner una proposta di protocollo per affrontare le questioni legate alle vacanze, come ad esempio i comportamenti da mantenere mentre si fa il bagno in acqua. Anche Bibione lavora per realizzare una maxi spiaggia che arriverà fino a 54 metri quadrati di spazio vitale per ciascun ombrellone, il tutto circondato da verde e natura. E ora la bella iniziativa dell'imprenditrice Marianna Attiso, delegata di Confindustria Venezia, che con la sua azienda dona dispositivi di protezione al personale dell'ospedale degli Alberoni, offerte poi a clienti e amici mascherine in stoffa in cambio di una donazione per la sanità della Regione Veneto. Un'imprenditrice da sempre vicina al Lido e alle sue necessità. Marianna Attiso, titolare dell'azienda che porta il suo cognome, ma anche instancabile delegata di Confindustria Venezia, ha voluto donare all'ospedale San Camillo degli Alberoni, al Lido di Venezia, delle tute di protezione per il personale. Il primo pensiero è stato quello di poter fare qualcosa per gli istituti che si prodigano nelle cure delle persone malate. E allora il nostro pensiero di vicinanza qui alla San Camillo, che è sempre un po' nel nostro cuore, ci ha portato a venire qui e fare questo piccolo gesto di consegna di queste preziose tute. La direzione dell'ospedale ha molto gradito e le tute potranno essere utilizzate anche dal Covid Hospital di Villa Salus, che fa sempre parte della famiglia delle suore Mantellate di Pistoia. Questo materiale verrà utilizzato nel caso ci siano dei contagi nella struttura del Lido, che al momento non ci sono e sui quali auspichiamo che non avvengano. Le suore Mantellate Serve di Maria hanno così commentato con le parole di Suor Marcellina. Noi vi ringraziamo e promettiamo una preghiera a voi e a tutti quelli che lavorano dentro. Ora la cronaca al Lido di Venezia, violentissimo incendio nella notte causato da un probabile cortocircuito su un pullman di linea fermo in piazzale Santa Maria Elisabetta. Pochi minuti prima della partenza per Pellestrina, il mezzo era nuovo e ancora in garanzia. Le fiamme sono divampate a mezzanotte e 18 al Lido di Venezia, esattamente 7 minuti prima della partenza dell'autobus per Pellestrina. 7 minuti di anticipo provvidenziale che hanno probabilmente evitato quello che poteva essere un vero disastro. Un autobus ACTV della linea N completamente avvolto e divorato dalle fiamme. L'incendio che si è generato questa notte su un autobus Citaro Mercedes in servizio in linea N al Lido di Venezia è probabilmente stato causato da un cortocircuito. Il mezzo sarà portato oggi stesso in una delle officine specializzate della terraferma per una diagnostica puntuale. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente domando le fiamme, che hanno bruciato anche la vicina pensilina, ma per fortuna non hanno intaccato l'edicola. Nessuno era a bordo in quanto l'autista, prima di salire al suo posto di guida, era in attesa dell'arrivo in coincidenza del vaporetto, a causare l'incendio un probabile cortocircuito. Il principio di incendio si sia generato da parti elettriche. Ad ogni modo il mezzo è nuovo, appunto, è uno dei Mercedes presentati tra fine 2018 e metà 2019. Stamattina sul posto anche il sindaco Luigi Brugnaro e l'amministratore delegato del gruppo AVM ACTV Giovanni Seno. L'autobus è completamente distrutto, ma i pompieri sono dei piccoli grandi eroi per aver evitato il disastro grazie al loro intervento così tempestivo. Spaccio di cocaina tra Venezia e Pordenone, 8 le persone arrestate. Spacciavano cocaina tra la provincia di Venezia e quella di Pordenone, smantellata dai carabinieri, banda dedita all'approvvigionamento e allo spaccio di droga al dettaglio. L'operazione, condotta dagli uomini dell'Arma di Pordenone, ha visto l'impiego di 50 carabinieri supportati dalle unità cinofile e si è conclusa con l'esecuzione di 13 ordinanze cautelari, di cui 2 in carcere, 6 ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 2 di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nel corso dell'operazione è stato sequestrato circa mezzo chilo di cocaina. Sistemata la palestra dell'Istituto Fermi di Venezia a San Polo, danneggiata dall'acqua alta del 12 novembre. È stato completato in questi giorni l'intervento di ripristino del pavimento rimasto completamente allagato durante la grande acqua alta dello scorso autunno. I lavori a cura della città metropolitana sono costati 50.000 euro, finanziati in parte con i fondi per gli interventi urgenti e in parte con quelli del commissario per l'acqua alta. Si tratta di una palestra utilizzata sia dagli studenti che dalle società sportive della zona, che era andata più volte allagata con le varie maree eccezionali di novembre. Ora veniamo allo spazio dedicato ai bambini, l'iniziativa della nostra emittente per vedere come trascorrono le giornate in casa. Vediamo cosa ci ha inviato la piccola Eva di Asolo. Ciao a tutti, ho fatto un libretto per il coronavirus con tutte le regole, hashtag io resto a casa. Queste sono le regole da seguire: mettere la mascherina quando si esce, restare a casa e lavare spesso le mani. Ciao a tutti, grazie a tutti. Da Eva. Continuate naturalmente a inviarci video e fotografie. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti a un nuovo aggiornamento meteo. Alta pressione sempre stabile sul nostro territorio, avremo ancora generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di venerdì 17 aprile. Sul Veneto avremo una splendida giornata con sole, vedete, su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 20 e i 23 all'incirca. Ampio soleggiamento poi anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni, il cielo sarà limpido al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece tra i 18 e i 23. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, atmosfera stabile, dunque bel tempo, vedete, con tanto sole ovunque. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime fino a 25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.